Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia. Oggi in Cultura Pop parliamo anche di cose di attualità, perché sicuramente avrete visto la cerimonia olimpica, avrete sentito la polemica che ancora non accenna a diminuire in relazione a come, cioè la maniera, le modalità, le tonalità, lo stesso sfondo scenografico, ma soprattutto la guisa canora che la cantante Laura Pausini ha scelto per interpretare l'inno di Mameli. Una furiosa polemica che vede schierati moltissimi personaggi anche molto noti, come l'ex mio vicino di casa Morgan, ma poi nella realtà tantissime altre persone che hanno detto da vari scranni la loro opinione. Ma prima di arrivare lì c'è tanta roba, come si suol dire, perché sicuramente subito un'occhiata al calendario, ma ancora prima una comunicazione tipica dell'obituario, ma legata a una notizia delle ultime ore. Sono morti due personaggi molto diversi l'uno dall'altro. Capita che per una singolare imprevedibilità del caso, o meglio del destino, passino a miglior vita personaggi che appaiono francamente antitetici come temperamento, gusto, così volontà stessa di svolgere una certa missione nel mondo. Parliamo del grandissimo scienziato Antonino Zichicchi, siciliano, che passando a 95-96 anni a miglior vita lascia un'eredità sostanziosa, soprattutto in quel settore della scienza che vuole trovare uno sposalizio con Dio. Certo, la cultura popolare è stata testimone negli ultimi 50-60 anni di comportamenti analoghi che hanno cercato di coniugare qualcosa che apparirebbe inconciliabile sul piano proprio delle intuizioni del pueblo, cioè da una parte la fede e dall'altra la scienza. Ma così non era per Antonino Zichicchi, che si è sempre adoperato per riuscire a dimostrare, partendo anche dalle sue esperienze al mitico osservatorio di Erice, sopra Trapani, per arrivare anche a Frascati, e comunque insomma gestire una fetta dell'opinione pubblica scientifica. Si è sempre adoperato per dimostrare che, appunto, al contrario, Dio opererebbe attraverso la natura e starebbe agli scienziati la capacità di riuscire a intendere come Dio agisca naturalmente. In ogni settore, in ogni fattore evidenziato dalla fisica, dalla chimica, dall'astrofisica e da quant'altro, ecco, secondo Zichicchi, così molte interviste anche televisive, ecco, a palesarsi la volontà miracolosa in qualche modo del massimo rappresentante della vita. Zichicchi, dicevo, lascia un'eredità forte perché comunque in un XXI secolo caratterizzato certamente da molto scetticismo al riguardo, continuano ad adoperarsi alcuni soggetti e alcune scuole che vorrebbero ancora dimostrare, magari non in legame così come era per Zichicchi diretto col cristianesimo, ma anche con altre religioni, vorrebbero dimostrare che insomma esiste un coordinamento generale fra il motore immobile, come diceva Aristotele, e tutto quello che gli sta sotto. L'altra figura è
completamente diversa, ripeto, una volta si diceva ma non prendetela come battuta offensiva perché è soltanto metaforica, il diavolo è l'acqua santa. Beh, insomma, certamente Patrizia De Blanc, nella sua simpatia e nella sua capacità di produrre un recupero dei valori aristocratici, si è scatenata, specie negli ultimi 20-30 anni, in una dimostrazione anche raffinata delle qualità della donna di origine aristocratica. Era la contessa per eccellenza romana, che appariva in televisione a partire da un'esperienza giovanile come valletta, per poi diventare ospite fissa a Domenica In o a Maurizio Costanzo Show. Una donna da un fascino singolare, nella misura in cui appunto non occultava anche forme di lieve obesità, ma al di là di questo sicuramente la capacità della stessa di riuscire a dimostrare come in effetti l'aristocrazia può riuscire a far rima con voglia di vivere, mancanza di inibizioni, diciamo apologia della sensualità come forza motrice, ecco, dell'esistenza stessa. Laddove non sia mai esistita, per assurdo, una tribuna che avesse in una trasmissione televisiva posto accanto Zichichi e la De Blanc, adesso per assurdo appare ora nella plastica visiva della nostra immaginazione qualcosa di possibile, proprio perché transeunti lo stesso giorno. Ma la bellezza anche del modo con cui il mondo popolare riesce a filtrare tutto quello che arriva da ogni settore, come in questo caso da una parte dalla scienza, dall'altra dallo spettacolo, è proprio quella di riuscire a far intendere come al mondo possano coesistere modi d'essere, teorie, comportamenti, ammiccamenti radicalmente diversi, eppure in qualche modo intrecciati e complementari, tali appunto da pagare questo gusto dell'interesse, del divertissement che la televisione classica, ma oramai anche i social, gestiscono alla grande. Se passiamo al calendario troviamo la Madonna di Lourdes all'11 di prossimo 21, dopodomani, e poi San Valentino il 14. Sulla Madonna di Lourdes abbiamo detto più volte quanto poi il mondo italofono sia legato per tradizione e voglia, nella misura in cui per osmosi chi va a Lourdes parla italiano molto spesso con persone che lo sanno, francesi ma anche spagnoli, che comunque incontrano ogni anno milioni di visitatori italiani. C'è una pletora di ristoranti italiani a Lourdes, ma questa è una banalità. In realtà la festa si riconduce a un rapporto intimo e diretto con la Madre di Dio, in qualche modo la sposa di quello che chiamavamo il motore immobile, e che diciamo di fronte alla quale noi chiediamo a volte i miracoli, certamente, chiediamo qualsiasi cosa, chiediamo di guarire dal punto di vista fisico, da un dolore innocuo al pollice per arrivare a qualcosa di molto più grave e di più brutto, chiediamo di migliorare dal punto di vista della fattibilità di una vita che appare gravata da impegni o da sofferenze, anche psichiche intendo. Chiediamo di riuscire in qualche modo a superare noi stessi. Lo facciamo attraverso un sistema che produce anche business, è naturale, dalle candelone da 100 euro per arrivare, diciamo così, ad una gestione più complessa del soggiorno lourdesiano, oppure appunto a quelle famose grotte di Lourdes che esistono in tutta Italia e che sono
il refugium peccatorum perché di nascosto, magari da chi non ci crede, qualcuno va nei giorni festivi, insomma, in queste grottine che sono state preconfezionate anche in maniera deliziosa e mirabile, no? In modo tale appunto da riuscire a chiedere sempre qualcosa, no? Nella misura in cui siamo arroganti, spocchiosi, estremamente sbruffoni in certi contesti sociali, ecco, in quella stessa misura noi in realtà, per la solita legge di compensazione, ci rifacciamo piccoli, estremamente aggranchiati nel chiedere umilmente qualcosa a chi sappiamo essere in qualche modo, per chi ci crede in una maniera, per chi non ci crede in un'altra, la signora del creato. E dalla Madonna di Lourdes si arriva in questa settimana, sempre per quella singolare osmosi fra sacro e profano che abbiamo visto anche per i due transeunti, e si arriva fino a San Valentino. E San Valentino, il 14, è una giornata che assume valore di memoria, cioè memoria di tutto quello che nella nostra vita ha contato dal punto di vista affettivo. Non è soltanto la ratificazione di un rapporto, ma è soprattutto il tornare a quell'età giovanile dove tutto ci appare incantato, non per ingenuità ma per purezza certamente, e qualsiasi tipologia che noi abbiamo instaurato, diciamo con tonalità più sensuali appunto o meno, più spiritualizzate, platoniche e legate alla tradizione petrarchesca o dantesca, ecco, qualsiasi soluzione noi abbiamo adottato, certamente l'idea del fidanzamento battezzato da quel famoso San Valentino di Terni, che poi è una città davvero centrale per l'intera area, l'intera terra italofona, risulta fondamentale. Certo, voi direte, sempre gli ultimi 50, 60, 70 anni, diciamo dopo la seconda guerra mondiale e in particolare negli anni d'oro, parliamo soprattutto degli 80, San Valentino è diventato anche qui un business, certo, perché in fondo bisognava congelare quel sentimento attraverso forme rituali che parafrasavano il sacro, no? È una tematica cara di alcuni antropologi, cioè che cosa è successo negli ultimi 50 anni? È successo che moltissimi comportamenti di base religiosi sono diventati profani o sono slittati come temperamento e gusto nella dimensione profana. Ecco allora che la cena o il pranzo o la torta di San Valentino assumono quasi una forma sacrale, una sorta di pasto sacro per sancire al posto di quello che farebbe un prete per il matrimonio, visto che di matrimoni se ne fanno sempre meno, assume questo valore appunto di pactum servanda, cioè patto da conservare, pacta sunt servanda al plurale chiaramente, pacta servanda nel senso che questi patti sanciti molto spesso da brindisi dove si attorcigliano le labbra e si confondono orecchio e naso, ecco, tutto questo appartenga a quella ritualità che ha permesso nel mondo contemporaneo di calmare così quella parte del nostro animo che vorrebbe insomma risacralizzare anche quello che non è possibile sacralizzare. Ed è qui appunto tutto un insieme di procedimenti di varia natura, dai regali alle gite e che so altro, naturalmente il giorno di San Valentino, no? In modo da sottrarre al tempo lavorativo altre ore preziose
in nome dell'amore. Ma l'amore forse non vuole esattamente questo, quanto invece un impegno più sagace, più profondo e ripetuto, che oramai forse vedo presso i giovani non esiste più come necessità propria o come capacità di, di comportamento reale nel corso della vita e dell'esistenza. Ma oggi, vi ho detto, ci urgono argomenti anche di attualità. Procediamo con una gradualità progressiva verso l'argomento più scottante, che arriverà presumibilmente all'inizio della seconda parte di questa trasmissione. Di fronte da una parte alla questione nata sulla singolare produzione artistica della Chiesa romana, in cui al posto dell'angelo primigenio è stato dipinto attraverso un'opera di restauro il volto della premier Meloni, da una parte, e dall'altra quell'altro fattaccio, sicuramente, qui ragioniamo non per politica ma per sentimento popolare, della fuga diciamo di un personaggio di professione militare da un partito verso un altro. Allora, per quanto riguarda l'angelo, ecco riemergere dalla memoria una canzone che io ho sempre trovato incantevole, a firma di un uomo di Catania che tuttora vivente, 85enne, Umberto Balsamo. Devo dire che quando apparve all'orizzonte negli anni 70 Umberto Balsamo, qualcuno colse l'occasione per cominciare a far partire una sorta di ovazione verso il sud, in particolare la Sicilia, che non aveva mai avuto dei personaggi di primissimo piano nel mondo della musica pop. Ecco allora Umberto Balsamo, con un cognome così importante, ricordate tutti che Cagliostro, altro siciliano illustro, il settecentesco, aveva proprio questo cognome, era Giuseppe Balsamo, ma lui è Umberto Balsamo. Umberto Balsamo viene alla ribalta attraverso quelle kermesse canore estive, appunto, che lo impongono con un disco che è più di facile approccio come Balla, ma anche con l'Angelo Azzurro. Se tu sei l'Angelo Azzurro, questo azzurro non mi piace. Sembra quello che ha proferito davvero il vescovato, o meglio quelli che diceva e chiamava con aria sornione Umberto Bossi i vescovoni, nei confronti dell'effigie appalesatesi nella chiesa in Lucina di Roma. Le fattezze del volto erano proprio quelle incredibili, dopo tanto tempo in cui appunto si era lasciato perdere da fresco. Ebbene, le fattezze erano proprio esattamente quelle della Premier, come diceva appunto una sorta di apparizione a miracol mostrare, no? Come dicevano i grandi poeti trecenteschi, per dimostrare, per affermare ancora una volta in qualche maniera la volontà di Dio. Cioè una sorta di zichichiana, me lo permetterete, no? Di zichichiana decisione dall'alto. Naturalmente tutto questo nella sua risibilità naturalmente ha sconvolto l'opposizione, che la nostra è una radio politica, ma la mia trasmissione meta o oltre non vuole fare politica diretta, ma certamente tra musi lunghi e pance sconvolte dal dolore
ecco, come dire, l'oppressione tanto sospettata da parte dei rappresentanti dell'opposizione, che in coro gridano allo scandalo praticamente. Fino a questo punto, lo dicono, fino a questo punto si è arrivati. Ecco allora automaticamente la risposta, dopo qualche giorno in cui pare ci sia stato, come sapete non vivo a Roma, come la maggior parte dei conduttori di Radio Libertà, dopo qualche giorno in cui pare che ci sia stato un afflusso incredibile che non si verificava da 20 anni a questa parte, per andare a vedere se davvero lì c'era l'immagine dell'angelo meloniano, no? Oppure no. E la risposta è stata: toglietelo, rifatelo o comunque azzeratelo attraverso una nuvola che in qualche modo impedisca ai nostri occhi di vedere la Premier. Naturalmente il trauma presumo per i meloniani più appassionati, gli aficionados naturalmente, che vedono nella nostra Premier effettivamente l'appalesarsi di una forza superiore, è stata grandissima. Pianti epocali. Ma è ovvio che il giudizio non laico, visto che c'era di fronte a una questione di chiesa, ma il giudizio più equilibrato, sensato, proprio tipico sempre della cultura popolare, è quello di dire: lascia stare i santi e scherza solo coi fanti. Certo, parlando di proverbi più o meno noti e più o meno azzeccati, ma è chiaro, ma nessuno vuole in chiesa un personaggio politico. Lo dicevamo prima, tutto ciò che non è religioso è diventato devastante, dalla sessualità alla stessa politica, purtroppo. No, la politica non deve sostituire la religione, né la religione deve sostituire, come accade invece in Iran e altrove, la politica. E quindi, per carità, che non appaia più, sia chiaro, nessun volto, nessuna anche lontano riferimento ai volti e ai corpi dei politici in ambiente ecclesiastico, mentre tutto sommato il famoso fumettone, no? La pittura murale che era apparsa nel 18 del bacio appassionato e libidinoso fra Matteo Salvini e Di Maio, era accettabile nella misura in cui dimostrava da parte di un settore di base, di interesse primario, dimostrava appunto un interesse, non un'approvazione, ma in qualche modo una ratificazione del comportamento stesso. Quindi è evidente che nessun soggetto politico di nessun genere, di nessun colore, di nessun partito può apparire all'interno della Chiesa. E quindi ecco che la famosa battuta di Umberto Balsamo, appunto: se sei tu l'angelo azzurro, questo azzurro non mi piace. Ma non per motivi politici, come naturalmente è stato detto da sinistra, ma invece proprio per motivi etici, per motivi morali, per motivi, mi si permetterà, anche culturali, naturalmente, perché il culto della personalità non è degna di una democrazia e soprattutto di quelli che non usano la libertà per rendere dei gli uomini, no? Ma casomai per rendere uomini gli dei. Dall'altra parte generale viene subito in mente la canzone di De Gregori, una fra le più belle canzoni. Personalmente ho un grande rispetto e una grande ammirazione per Francesco De Gregori. È un personaggio che tutto sommato non si è mai vantato più di tanto,
in mezzo a tanti altri cantautori che noi conosciamo, che abbiamo stimato certamente, non inutile far nomi, appare quello che ha assunto una linea di coerenza maggiore per tantissimi motivi, partendo dagli anni 60-70 per arrivare quasi ai nostri giorni. Ma in particolare in generale, che è il recupero di un'immagine, di un'icona naturalmente, che deve combattere contro i nemici riuscendo a superare mille difficoltà. Qui però ci sta anche un po' un'ironia quando ricordiamo la notte crucca e assassina, sì, perché forse per quel famoso personaggio diciamo che è fuggito, ecco, da un movimento che forse per lui era troppo federalista e quindi meno concentrato su quelli che sono alcuni aspetti del suo pensiero, mi si permetta di dire, troppo nazionalista e militaresco dal mio punto di vista, ma de gustibus naturalmente non è una questione politica. Ebbene, la notte crucca assassina si appaleserà, perché si appaleseranno anche per quel determinato movimento che è stato coniato come nouvelle vague, a quanto mi sembra di estrema destra, ecco, si appaleseranno delle brutte notti più che dei brutti giorni, proprio attraverso come dire, dei comportamenti o delle scelte che dovranno avere a che fare sicuramente con un mondo teutonico del nord Europa pronto a non regalare niente e quindi insomma in qualche modo a far pagare caro tutto quanto. Non è una esplicitazione economicistica, perché come sapete l'economia, diciamo, non è la mia passione, ma è qualcosa che passa attraverso una forma di sensazione psicologica e sociale, laddove evidentemente forse certi nazionalismi oggi non riescono più a passare. Ma appunto c'è qualcosa di più nel mondo dell'attualità che adesso fra qualche minuto andiamo a pescare e che ci riguarda più direttamente proprio come cultori dell'arte e della musica più significativa. Intanto la giornata del ricordo. Domani, il 10, come tutti gli anni, si celebra la giornata del ricordo. Abbiamo accennato qualche giorno fa alla giornata della memoria, abbiamo accennato come la giornata della memoria sia metaforica rispetto a tutte le memorie possibili, abbiamo detto come non debba più ripetersi una serie di fenomeni basati su una forma di intolleranza nei confronti di popoli o di persone che vengono ritenute in qualche modo inferiori. Ma la giornata del ricordo non deve stare a un livello inferiore rispetto alla giornata della memoria, perché nelle foibe sono finiti dei nostri fratelli, nelle foibe sono finiti delle persone che per nessun motivo dovevano finire giù, vivi o morti, a soffrire e a morire lentamente in quel nord-est bagnato dal sangue. Non hanno ucciso il fascismo, hanno ucciso l'italianità, hanno ucciso la padanità, e gli slavi e i comunisti, e questo noi non lo possiamo dimenticare, signori. Come facciamo a dimenticarlo? È qualcosa che ha lacerato l'animo, che ha distrutto il senso ultimo della nostra esistenza, che ha forgiato una generazione di esodati che sono arrivati in Italia talvolta anche per vincere delle Olimpiadi, per miracolo mostrare, come dicevamo prima, ma che hanno continuato a vivere in una zona d'ombra, di umiliazione che non si meritano assolutamente. Adesso il break, a dopo.
Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Adesso inizia per me la parte più difficile della trasmissione, perché quello che vi voglio dire lo sento in modo particolare, non è facile da spiegare, si presta a degli equivoci ed è un concetto arduo, perché riguarda gli angoli più nascosti del nostro animo popolare, di italiani, di padani e di tutti quelli che in qualche modo afferiscono in Europa e nel mondo, diciamo, alla sfera della libertà e dell'identità. Le Olimpiadi sono iniziate con una cerimonia inaugurale che ha avuto, pare, molto successo in tutto il mondo per il modo con cui è stata gestita e tradotta in immagini. Ci sono state tantissime cerimonie inaugurali naturalmente nel mondo, di Olimpiadi o di altre grosse manifestazioni. Non ci interessa qui l'aspetto diciamo totalizzante del discorso, nel senso che non vogliamo entrare in un giudizio complessivo sulla manifestazione, anche e specialmente in confronto con quella che è stata la manifestazione delle Olimpiadi francesi. Invece puntiamo lo zoom su la performance di Laura Pausini riguardante l'inno di Mameli. Una performance che era stata annunciata, sicuramente molto importante, inevitabile naturalmente come in tutte le manifestazioni del genere, e da quando, esattamente dal momento in cui questa performance è avvenuta, e quindi la voce pausiniana ha attraversato l'aria e il mondo, il pianeta, si è scatenata una bagarre fuori dalla norma, in quanto moltissimi rappresentanti dell'opinione pubblica si sono esercitati in una critica fortissima nei confronti della cantante romagnola, rea, secondo loro, di avere espresso una formula creativa e di declinazione e di interpretazione dell'inno mameliano non degna dell'Italia, non degna delle Olimpiadi, non degna di nulla naturalmente. La maggiore accusa è quella appunto di aver trasformato in una cover, in una diciamo così versione da cover il tutto. Lo ripeto, stiamo entrando in un terreno minato.
quindi occorre pesare le parole. Qualcuno si è anche indignato dell'indignazione e ha difeso Laura Pausini, ma sembra una minoranza, in quanto appunto si è scatenato, soprattutto attraverso il mondo dei social, un vero e proprio tiro al piccione, nel senso che la povera Laura Pausini è stata massacrata. Naturalmente io non voglio parlare da tecnico della musica perché non lo sono, e in questa radio ci sono persone sicuramente più brave di me nel dare un giudizio appunto tecnico della performance pausiniana. Il mio è un ragionamento che parte da una cultura estetica generale, da una conoscenza dell'oggetto specifico, soprattutto a livello testuale, e da una induzione che si pone inevitabilmente anche in questa radio a livello di filosofia politica, perché noi ci troviamo di fronte a un inno di 2 secoli fa che ha condizionato la vita italiana per tutti questi 2 secoli, fino a entrare nel cervello delle persone fin da bambini. Mi ricordo che ci veniva insegnato l'inno a scuola, ora non lo si fa più, ma sicuramente attraverso altri passaggi, altri metodi, altri canali, l'inno viene non imparato direttamente, perché ci sono persone giovani che non conoscono neanche le parole, insomma, ma viene riconosciuto quando viene cantato, naturalmente. Allora, è evidente che se io mi avvicino all'inno, posso usufruirne in varie maniere. Posso usufruirne in forma più filologica o in forma più libera, proprio perché, ecco, vedete il refrain della trasmissione di oggi. Non è religione, primo punto. L'inno di Mameli non è un'espressione religiosa, è l'espressione laica di riconoscimento da parte di un popolo nato in una certa maniera, in una certa nazione centralista, quale è stata l'Italia negli ultimi 2 secoli, o quasi. Il Risorgimento è un fenomeno di circa 1 secolo e mezzo, poco più, ma naturalmente nei suoi esiti, nelle sue radici, si può parlare di 2 secoli. Quindi, non essendo qualcosa di sacro, ma qualcosa che è il prodotto di un certo tipo di gestione inevitabilmente politica e diciamo apicale di una cultura nazional popolare, essendo tutto questo, può essere declinata in varie maniere. Laura Pausini, col suo stile, col suo modo di cantare e di come dire, fiutare l'aria, ha fatto tutto questo mostrando, diciamo così, le caratteristiche intrinseche della sua musicalità, che l'ha resa tra l'altro nota e amata in tutto il mondo. L'impressione, cari ascoltatori, è che la cantante romagnola sia diventato un bersaglio da quel momento in cui
ha cominciato a dire, cos'è stato un anno fa o poco più, io Bella Ciao non la canto. Ha detto così, io Bella Ciao mi rifiuto di cantarla. E allora da quel momento tutto quello che fa a livello inconscio, perché vedete, tra l'altro, criticare direttamente per altri motivi generali, soprattutto per canzoni d'amore o simiglia, la cantante romagnola è più difficile, è più faticoso. Ma se si sedimenta nell'inconscio, attenzione, da parte di diversi soggetti anche molto importanti e autorevoli della cultura dominante in Italia, se si sedimenta nell'inconscio quella roba lì, è finita. È finita per la Pausini, qualsiasi cosa faccia, sporca o traditrice o fascista, sporca, traditrice, fascista, vergogna che sia nata questo modo d'essere e di pensare, vergogna! L'Italia si deve vergognare quando si comporta così nei confronti di chi semplicemente esprime liberamente le sue idee. Porcaccia la miseria! Per cui io difendo Laura Pausini per il modo con cui implicitamente ha fatto intendere questo inno non è sacro, io lo posso piegare alla mia volontà come voglio. Si badi bene però, perché il discorso non è finito e il sospetto da parte di qualcuno di voi che mi sta ascoltando, di qualsiasi radice di cultura e di politica sia, è che io sia rimasto al leghismo 1.0. Assolutamente no. E qui il punto fondamentale. Da qualsiasi persona, da qualsiasi cantante, da qualsiasi artista sia cantato quell'inno, non lo sento il mio inno. Ma non lo sento il mio inno. Attenzione il passaggio logico, per favore. Non mi gioco la mia presenza a Radio Libertà, mi gioco il senso ultimo della mia esistenza, che può essere paragonabile a tante altre che non hanno la possibilità di parlare da questa radio, ma la pensano come me. Non voglio un inno contro l'Italia, non voglio un altro inno che si proponga di sfasciare l'Italia. Io amo l'Italia, ma non questa Italia che è nata su questo inno. Mi capite? Spero di essere stato chiaro, perché è facile sottoporsi a critiche, anche da parte di chi su altri argomenti la può pensare come me e ha una visione chiara del federalismo, ma non riesce a digerire il fatto che si possa sostituire l'inno di Mameli con un altro inno. Certamente a suo tempo, in quel tempo ottocentesco, questo inno poteva avere anche una ragione, ma non puoi, per esempio nel 2026, tollerare che si proclami una frase all'interno del testo come schiava di Roma, il Dio la creò. Non è plausibile, ma non è plausibile in virtù della famosa cultura woke, no? O femminista perché in qualche modo Roma è come dire raffigurata da che so, un membro virile. Mi viene in mente il bellissimo scritto di Gadda, Eros e Priapo, che criticò il fascismo come incarnazione della virilità. Ora l'Italia deve rinascere. È un concetto, non è difficile, ma è certamente spaventoso agli occhi di chi crede che noi dobbiamo essere ancorati a un passato che non ha più senso. L'Italia, in quanto Italia, si badi bene, dalle Alpi alla Sicilia, va bene, deve rinascere come federale.
e rinascendo come federale, questo è un concetto di cui non dobbiamo aver paura di propalarlo. Quale peccato c'è, quale ignominia, quale vergogna noi dobbiamo avere nel dire quello che pensiamo veramente, cari. L'Italia deve essere federale e deve avere un inno ispirato alla federalità, laddove evidentemente ogni elemento troppo militaresco, ma in quanto legato a quella forma di centralismo militaresco romanocentrico, deve essere superato. Non è un'offesa neanche alla città di Roma, che è una città bellissima, con chiese stupende, avevamo citato una prima, con una popolazione anche amabile, non è quello il problema naturalmente, ma nessuna nazione al mondo può accettare oggi nel terzo millennio di essere schiava di una città. Non è una cosa praticabile. Questo valga per la Francia, per la Spagna, per la Germania, che è già federale, ovviamente per gli States d'oltreoceano e via dicendo. Quindi arrivo al dunque del mio sillogismo, se mi permettete, che la canti la Pausini, che in una certa maniera, che è libera assolutamente di farla, no. Che la canti un'altra persona, c'è stata la versione di Arisa che ebbe più successo generale, dunque che la si canti così, che la si canti cosà, il problema è il testo della canzone, che non è più accettabile nel 2026. E anche qui, ancora una volta, noi non siamo conservatori nel senso classico politico della parola. Noi siamo liberali perché concepiamo il fatto che la libertà produca una nuova nazione, che è sempre l'Italia, ma composta, divisa e riqualificata in una maniera completamente diversa rispetto al passato. E naturalmente non può che essere bocciata anche la bandiera e l'inno, ma non perché rappresentino l'Italia, non è un'offesa contro l'Italia, al contrario, è a favore dell'Italia vera, dell'Italia più profonda, dell'Italia del cuore, dell'Italia del popolo. E questo, scusate la battuta, il generale Vannacci non lo dirà mai, state tranquilli, non lo dirà mai. Avete visto, mi è venuta dal cuore la battuta, non lo dirà mai, non lo sentirete mai dal generale Vannacci questa mia battuta. Noi siamo per l'Italia del cuore, la vera Italia, con un inno diverso, con una bandiera diversa. Per cui, per finire il discorso su Laura Pausini, io difendo Laura Pausini, la sento vicina alla nostra sensibilità e ritengo che tutte le brutte battute che ho sentito negli ultimi 3, 4, 5 giorni, ecco, fino a definirla come una persona indegna in qualche modo di coesistere all'interno della comunità. Tenete conto che sarà anche a Sanremo la Laura Pausini, no? Avete sentito anche brutte storie legate a comici che non sono stati fatti passare o venivano fatti passare soltanto se avessero parlato in una certa maniera. Ma vi rendete conto che oramai il destino della nostra nazione non si gioca neanche più a livello economico o politico diretto, ma attraverso la cultura, l'arte, lo spettacolo? Perché, come diceva qualcuno, la musica cambierà il mondo, e lo ha già cambiato in una certa maniera, ma lo si può ricambiare in una maniera tale che sia più vicina alla nostra sensibilità, al nostro modo di essere, al nostro modo di vivere. Sono tutte cose fondamentali, quindi fa dolore sentire appunto brutte parole nei confronti di colei che appunto già ha tanto regalato all'Italia come fama, come gloria, eccetera, eccetera. Certo, poi se andiamo a vedere, vogliamo parlare di onorari,
lo sappiamo che il mondo dello sport, dello spettacolo, della cosa, ha raggiunto oramai ricompense sproporzionate, ma questo fa parte di quella postmodernità certamente ignobile, ma difficile da criticare in maniera diretta, perché fa parte di un sistema che è andato in una certa direzione. Certo, probabilmente è stato proprio il mondialismo, quindi la mancanza di sensibilità nei confronti delle identità dei popoli veri, a creare una concausa su questo piano, però non possiamo portarla neanche a questo livello il discorso, perché l'arte, al di là di come venga compensata sul piano degli schei, l'arte rimane arte, deve essere giudicata in quanto arte, perché è un'espressione evidentemente che ha un valore sul piano estetico, sul piano poetico, eccetera, eccetera. E quindi tutto questo è veramente la svolta, deve essere la svolta per capire quanto poi, vedremo poi a Sanremo quello che succederà, perché sono sicuro che ne succederanno delle belle e noi saremo qui naturalmente a vagliare il tutto in modo tale appunto che questa grande kermesse nazionale popolare sia giudicabile e giudicata nella maniera giusta da parte della libertà, da parte di una emittente che si propone semplicemente di raggiungere il livello più alto di libertà e aborre qualsiasi forma di meschina repressione culturale ed artistica. Quindi certamente non finisce qui tutta questa faccenda. Il carnevale incalza, il carnevale è alle porte. Dicevamo che già Sant'Antonio l'ha battezzato idealmente a partire dal 17 gennaio. Sono uscite delle interessanti osservazioni sul carnevale su quotidiani come Il Giornale e Libero. Sicuramente quando il carnevale in qualche modo è stato istituito si sapeva che si trattava di una concessione della diciamo così all'umanità di giorni di libertà assoluta, no? Prima della Quaresima. Il carnevale è comunque capace di resistere. Perché riesce a resistere, no? Cioè, in teoria dovrebbe essere già spazzato via dalla nuova predisposizione verso altre forme di divertimento, di svago, eccetera, eccetera. Ma perché? Ecco, questo è interessante per tutti quelli che amano la cultura popolare, perché noi non buttiamo mai via niente, le cose si sedimentano nel tempo. Qualcuno sostiene che il carnevale sia legato ai Saturnalia romani, qualcuno lo vede più vicino a una sensibilità nordica, ma non è questo il punto della questione. Il carnevale è portare una maschera. Gli antichi attori greci andavano in quei teatri che avrete anche voi frequentato, diciamo come turisti, dove dall'alto si può ammirare verso il basso chi o che cosa, non l'attore qual è, stiamo parlando dell'antica Grecia, ma della maschera che indossa. Il gioco delle maschere è stato individuato nella sua perfezione, nella sua funzione quasi redentiva da moltissimi scrittori, da moltissimi poeti. Mi viene in mente Pirandello soprattutto, ma certamente anche tantissimi altri antichi e moderni che hanno in tutto il mondo capito e compreso il famoso gioco delle maschere. Il problema qual è? Che se noi ogni tanto non indossiamo una maschera, noi non capiamo fino in fondo che nella vita quella maschera bisogna toglierla per essere sinceri nei confronti degli altri, senza arrivare agli eccessi pirandelliani che diceva, a proposito di San Valentino, diceva l'amore è solo un gioco di maschere, senza arrivare a quell'eccesso che non ci piace proprio per sensibilità popolare.
Noi sappiamo che non si può mettere la maschera più di un certo periodo, e questo è il grande insegnamento del Carnevale. Va bene metterla per un po' nella vita, come la si mette per 20 giorni prima della Quaresima, ma proprio come nella Quaresima la si toglie, si rimane nudi di fronte al Creatore, come diceva l'appena transeunto Zichicchi, no? È proprio per quello che il Carnevale ha un senso, cioè ci insegna qualcosa, ci insegna che nella vita bisogna adoperarla solo al momento giusto, la maschera, per divertimento e per compensazione. Toglierla quando invece necessita un rapporto più diretto con Dio, col senso ultimo delle cose, e per non vergognarsi più, naturalmente. Ma il gioco delle maschere resiste, naturalmente. In Italia abbiamo, sentite un po', Viareggio, Fano, Venezia, Ivrea, Putignano e tantissime altre. Non sono in grado di fare l'elenco completo. Io li ho visti quasi tutti i carnevali, perché mi hanno sempre attratto. Cioè, c'è una dimensione teatrale che nasce dal basso, capito? Non è il teatro dell'autore che diciamo, perché non sa che cosa fare si mette a scrivere un'opera. No, è un teatro voluto dal pueblo, è voluto da chi in qualche modo ha capito la lezione che vi dicevo 3 minuti fa, e quindi imbastisce su questa trama, che può diventare noiosa, ma io capisco che i ragazzi di oggi la vedano come un relitto dei tempi passati, ma i ragazzi di oggi devono anche capire che senza questi relitti, paradossalmente, noi non possiamo prepararci a un futuro migliore. E soltanto la disamina autoptica, scusate, e quindi cioè, di un cadavere quasi, che noi conosciamo la vita. È attraverso la morte che conosciamo la vita. E quindi paradossalmente il Carnevale va vissuto ancora, e viene vissuto, ha una resistenza sua, ha una forza che noi non sospettavamo, e questo ci rende veramente felici. E prenderemo sicuramente l'argomento. Un grande abbraccio a tutti. Venezia risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore